che aveva dalla serata, ma ieri siamo sorvegliatissimi perché aveva raccomandato tutto, soprattutto per quanto riguardava le bestemmie, erano tutti molto preoccupati per quanto riguardasse questo discorso delle Ma non bestemmie. avevi mai... E ora io si mostrava il culo, che a volte non so se e se la giravo si me la guardava, vivo capire che già io tramare qualcosa, e però vorrei esagerare massa tardi, perché cioè, se la ritira su le braghe e se la giravo ho detto no, dopo se la giravo boh. E siccome ecco non è proprio una roba che passa inosservata, Vabbè, insomma, però la gente, cioè che a volte ha proprio il pubblico è esploso e effettivamente c'era una roba che andava fatta, che vuoi cioè tutta la situazione ci amava. te ricordi ancora? Dopo, sì, no, a parte quello, ma proprio già tutta la situazione, perché te resti proprio un boato dal pubblico, ci puoi vedere così. E E anche tipo birra Volkswagen. esatto. Cosa vuol dire? Cioè, solo Aldi sai cosa che vuol dire sta roba? Birra Volkswagen. No, là si sta proprio un episodio a cui assistio al Bizzo in prima persona, che c'era questo personaggio che si entra ai bar e ordina una birra e il barista gli ha fatto la birra. E io ho detto, oh, sport buona sta birra, marca sia Volkswagen. E ora, ecco, c'è tutto tratto da storie vere, perché te dico, superano di gran lunga l'immaginazione, sì, certo. E tipo a 30 anni del porto in piedi non sta dando nessuno. Altri detti che avevi sentito, immagino, sei vecchi che magari... Che c'era un vecchio, non mi ricordo dove che ieri, che a un certo punto si era incassato uno e si gadrio. Ora che mi ho fatto 30 anni e porto, mi si pitta e sta nessuno, cioè, esatto, di pitta e sta nessuno, non mi ricordo bene adesso, però avevamo riassunto. Sì, no, sono tutte robe che in ogni caso in qualche maniera abbiamo sentito dire in giro, perché se te metti là a pensarle, non è possibile. Ok. È assolutamente impossibile. Un altro vostro gran pezzone del vostro grande hit, tipo Rimini, Riccione e Portoguaro. Però a livello di geografia, cioè non ha senso. Che giro sei? Cosa vuol dire però? No, là era il periodo che c'erano invasati con aerei da Marghera. E ora tiriamo fuori tutte le robe con aerei. Pensa. E ora Rimini, Riccione, Portoguaro, cioè Portoguaro c'era proprio... E che avevamo tra l'altro a Sala Prove, casa del Tromba a Malcontenta, eravamo proprio vicini a Marghera, e quella veniva fuori proprio improvvisando i Sala Prove, e siccome c'era il periodo che avevamo su che tiravamo fuori qualsiasi parola con aerei tanto per sparare a stare e là basta fuori adesso. Mi penso che sta roba la sai su che voi altri, però in realtà sta roba del Rimini, Riccione e Portogallo. Sì, penso, non mi ricordo neanche se mai stata esplicitata. La gente la canta e non sa, in realtà io ripenso che sa mal che sia che il fatto che ne sono state così. Ma non è importante quello, non è tanto importante è il motivo per cui viene fuori una roba, perché quello è solo un innesco, per come che vedo me. L'importante è che a un certo punto sta roba sia venuta fuori e dopo ognuno può viverla secondo cosa che le muove. Ce la fa sua, te dici? Dentro, perché quella è la magia un po', che ogni roba dopo muove robe diverse. Non avevo pensato in questa maniera qua, effettivamente. Vabbè, ti chiedo l'ultima curiosità, magari, perché anche tipo Messocca Gadosso e Pornasso, anche Sì. Tatiana, se quante storie vere vissute in prima persona oppure se tutte inventate? No, ora anche fa parte appunto della magia della questione, nel senso che Messocca Gadosso nasce da una barsetta di Silvano. Che appunto c'era quella una volta eravamo in bar e arriva fuori a Silvano, ha fatto contro la barsetta, mamma scusa spesa, no, sto giocando cazzo, ciao, c'è là, basta, e là si partito dopo tutto il filone mamma, e perché dopo non era l'unica quella e che aveva e abbiamo messo anche queste che dobbiamo registrare,
sono un disco, non mi ricordo più qua, che dice mamma, olive nere gassate, sì, io cannaio, mamma, io scarafaglio, queste che robe di altri andavamo via di testa assolutamente, cioè, ma ad andare via col fiano, e quindi dopo pian pianeo io messo, nel caso di, mi sono cagato addosso, se proprio veniva fuori tutta la canzone, ecco. Mudande personalizzate. Esatto, che era un'altra roba che aveva tirato fuori al boiler, che aveva tirato fuori sta storia dei mutande personalizzate, ma roba di davanti già, a posto anche là, siamo andati avanti non so quanto, e dopo sta tutto sintetizzato dentro sta canzone, che evidentemente, ti ripeto, anche qua, tutte questi insight che si arrivano, diciamo, questi spunti, deriva da qua, ma c'è un innesco dopo a canzone si costruisce su che maniera e evidentemente ga trovare delle risonanze importanti dentro le persone che la ascolta senza sapere da dove che veniva fuori robe, perché ognuno dopo che le robe sue, e è quello bello. Certo, beh, mi so cagato comunque, insomma, c'era una roba. C'era una roba assurda quasi, no? Cioè, c'era buona, ma allo stesso tempo una roba proprio che tutti si può rivedere, no? Alla fine. Sì, là mi penso negli anni, dopo sarà per deformazione professionale, nel senso che da studente da AMS ti si portava a farti le varie seghe mentali su quello che ti vedi, su quello che ti ascolti, cioè da cercare di capire. Mi credo che mi so cagato addosso nello specifico, non pa, cioè c'è una canzone da ridere, beh, insomma, spensierata, quindi no per renderla una roba pesante, però in sé aveva a toccare una tematica importante che è quella della vergogna. E messa su che maniera ha, con l'emozione che muove che la canzone, insieme con questo forte senso che più o meno tutti ha dentro, e crea sto effetto di rilascio che c'è anche nel titolo della canzone, no, cioè è una roba che alla fine ti fa star bene, ma perché ti aiuta in qualche maniera a rilassare delle tensioni dentro, legate, nel caso del messo cagadosso appunto secondo me molto legate più a vergogna che a altre emozioni, ma insomma. Ok. Sempre le ultime due domandine sempre riguardo i Katara Noise. Sì, un'altra ancora qua che te cazzo. Katara Noise. Sì. È il nome. Chi sei che se può. Ci devo scriverlo giusto chi? Madonna, sì, dopo Solo che anni, però. sì, che l'H, che sei belli H. Ma sei due T, che sei l'H, che sei qua. No, c'è una Poi T trovo un nome sola, più semplice. con due R e l'H. Sì, ma anche a me fa fatica, sai. Lo so, Come ma mai? pensa, negli anni io ho scritto su tutte le maniere, Madonna. con K, con T, con l'H dopo a T, Ma puoi trovare un nome più semplice che a volte. Lo so, no, ma che a volte cosa succedeva invece? Che già era tutti appunto i gruppi metal che avevano tutti questi nomi qua, no? Sì, ma intanto il Ruia. Sì, ma era tutti. Catarra. Ma perché volevamo scriverlo giusto se non dai veda sul dizionario di inglese come che si scriveva? C'è proprio scritto come che si scrive giusto in inglese? Catarra cosa vuol dire? Catarrale Ok. Ah, sei proprio catarro in inglese. C'è proprio il rumore del catarro. Rumore catarrale, sì. E cercavamo, no, quando ti tiri su e scatarò. Ti cercavamo. Perché? Di dizionario. Sì. Perché che a volte là tutti i nomi, tutti i gruppi metal che avevano nomi schifosi, i Cannibal Corpse, i Carcass, Vero. cioè che ne era di tutti i colori. E ora anche a togliere un fiato al culo, diciamo, no, cioè dovevamo tirare fuori un nome schifoso che gli altri. E ora, siccome che all'epoca ero parecchio anche con questo discorso perché c'era
sta roba di spuare, perché c'era gente che spuava effettivamente in altri. Ma da adesso nei pullman era scritto vietato sputare, non so se tu ti ricordi. non ho mai fatto caso. Ti dici anche un attimo del settore. Sì, Sui sì, pullman blu, quei che vecchi, ancora che c'è ancora, che c'è un cartello c'è scritto vietato sputare. E ora, cioè, c'era anche quello, però io ho detto, ma no, è una roba schifosa che però è, cioè, sì, è cattare al noise, non Ma pensati. Così. Aspetta che ho messo per... Ah, sì. E dopo sta grandissima collaborazione con Jimmy Veleno. Madonna. Come sei venuto fuori sto coso? Che ancora adesso sei attivo, io non vedo fare robe con l'IA. Come è sta gran collaborazione? E allora hai fatto un pezzone straforte io comunque. Cioè, hai fatto di che canzoni? No, ma Jimmy Veleno, sì, la reincarnazione del rock and roll. Cioè, io... Esatto. Ecco, io uscivo proprio andare via di testa, il vizio che abbiamo visto la prima volta. Praticamente è successo così con che abbiamo conosciuto, che al vizio aveva un altro gruppo anche che faceva new metal e si chiamava Must. E ora faceva dei concerti e una volta suonava a Milano da Drio a scuole medie dove c'è il centro civico, insomma da Drio a scuole medie del Leonardo, che è un campetto da basket, e che aveva organizzato un concerto, insomma non mi ricordo chi, forse il comune, boh, vabbè, e che c'era i Must e che c'era sti Jolly Rogers. Ma neanche non sapevamo che c'erano, non era internet ancora, non era niente. E fatalità che c'era quello che faceva il service, che faceva i suoni, eccetera, c'era Leo che lavorava all'Anno Brain, che già dove andavamo a fare prove niente. Insomma, vi è fuori sti Jolly Rogers a fare il check, mi sa, no, oppure c'erano andati dritti, non mi ricordo. Insomma, so che c'era sti fioi e tra l'altro formazione pazzesca, cioè Jimmy Veleno era la punta di diamante, ma era tutta la formazione che era insomma pezzi da 90 e io non parlavo neanche per il microfono, che già era Fener, che già, tipo Fener numero 1, vabbè, che parlava io per Jimmy Veleno e che diceva scusami, Veleno vorrebbe un po' più della sua voce spia, e ripeteva, ma io non parlava col fonico, Veleno. Ah, in che senso là? Sì, non... Cioè io stavo... E dopo il gatto comincia e... Il gatto comincia con Thunderstruck, mi sa, di AC/DC. E cioè Jimmy, diciamo, perché ti ripeto, ho ancora il dubbio che fosse ancora il check, neanche il concerto vero, e vediamo mia il bizzo che e nate poche le persone, però qui se partì pareva, cioè veramente che fosse Dio far Donington, cioè pareva gli AC/DC a Donington, cioè, e Jimmy che tira fuori una voce pazzesca e che ha fatto uno show proprio, cioè io c'era il preda rock and roll. E dopo Gaffinio, no, ma dai, c'era il concerto perché Gaffinio è sparito. E neanche siamo restati, cioè, con sta roba, cioè, non sapevamo che io sentiamo che i fiori io chiamava Veleno, ma non avevamo capito. E cioè, con sto mistero che tu capivo. E dopo che ho fatto il concerto al Bizzo, torniamo a casa, ora dopo se telefonavamo col telefono di casa, mia al Bizzo, staremo tutti i pomeriggi al telefono, e ora andiamo avanti a parlare di sto fio che... E allora dopo siamo andati a fare le prove che mi ha domandato Leo. Ma che fa il gruppo, si chiama Jolly Rogers, però io ho sentito che si chiamava Veleno, ma non so la di te, insomma, vai serio, non deve essere buon trovarlo, perché appunto non come adesso che c'era telefonini, eccetera. E allora una volta eravamo, poco tempo dopo, al Clinic a Mestre, da Drio L'Amelia, che c'era il locale dove anche che c'era 6 prove, e sotto che c'era... una sala concerti dove abbiamo fatto la presentazione del Turbo America anche dopo, vabbè. E niente, andiamo sempre e gestito da Ale Tromba, mitico, vabbè, comunque. E praticamente una sera dal nulla si verge a porta e entra dentro Jimmy Veleno a petto nudo col chiodo. No, siamo andati via da te. Siamo andati via da te, siamo andati là e ho detto, ma tu sei Jimmy Veleno? Scusate ragazzi, se l'ha fottuto.
Dai, basta, cioè, Non no, vuoi più muà. no, cioè, no, fantastici, dopo veniva ai concerti, che facevamo la canzone degli AC/DC, faceva, cioè, guarda che c'era da andare via di testa, cioè, Jimmy Veleno col monta i palco, Sì, magari muove una energia pazzesca, Sì, ma dopo sì. che preparavamo a chitarra, col finto radio jack, faceva tutto... Faceva tutto spettacolo pazzesco, ma dopo vabbè, già il periodo che si denudava praticamente davanti a gente e Folle un matto era tipo. sai che il problema è che una volta che tira fuori la broca al Marcon Festival c'era che in aveva dalla serata, ma ieri erano sorvegliatissimi perché cioè, già era Marcon Festival, già una roba seria, che era ospiti internazionali eccetera, dopo anche che era un e si aveva comandato tutto, soprattutto per quanto riguardava le bestemmie, erano tutti molto preoccupati per quanto riguardasse questo discorso delle Ma non bestemmie. avevi mai bestemmato adesso canzoni, mi sembra. No, sui canzoni no, però neanche diciamo raramente magari può essere che nel tempo qualcosa, però il problema era bisime basime, perché veniva su a gente che non gli erano né altri e là gli eri incontrabile, non te puoi Certo, è vero. c'era microfoni aperti, quello già era ingestibile, cioè no, non era gestibile e ora dopo su situazioni più delicate dopo che a volte ha capito che il prete sa nella cavalla corrente, giustamente, secondo I me, Boari se li vai, quindi se è una storia vera, giusto? sì, che è riferimento a una storia vera, sì. E vabbè, però nessuno temeva a Broca e GP Veleno perché non gli era ancora stata sdoganata. E invece a Marcolla che sdoganare come... E là è successo un bel bordeo, dico da essere sincero. Non è che bestemmavi, insomma. Forse era meglio sì, però dai, dopo si era risolto tutto per il meglio, ecco, non si sta denunciando nessuno. Perché che a volte io di solito tiravo fuori il culo perché sui live degli AC/DC c'è un momento in cui Angus Young, il chitarrista, cioè storicamente fa il solo, eccetera, e dopo fa una specie di spogliarello, però mostra Il culo che il fai, culo, le mudande certe volte, Sì, e dopo anche tira su tutto. Invece ora io si mostrava il culo, che a volte non so se e se la girava si mi guardare, dico capivo che già io tramare qualcosa e però vorrei esagerare ma tardi perché cioè se la ritira su le braghe e se la giravo ho detto no, dopo se la giravo boh. E siccome ecco non è proprio una roba che passa inosservata Vabbè, insomma, però la gente cioè che a volte ha proprio il pubblico è esploso e effettivamente c'era una roba che andava fatta che vuoi cioè tutta la situazione ci amava. te ricordi ancora? Dopo sì, no, a parte quello, ma proprio già tutta la situazione perché te sentivo proprio un boato dal pubblico, cioè vedete così e cioè vuol dire che era nell'aria. Certo. E dopo chiaramente non sai che sì, ognuno fa il suo, ecco, gli artisti bisogna chi provoca e dopo chi che da mantenere l'ordine se è giusto che faccia anche. Boh, dai. Vabbè. Ultima domanda, si cattara a Nois. Vai. Ad oggi, riusciresti a fare dei testi come una volta, secondo te? No, sì, impossibile. Sì, assolutamente, cioè ogni periodo, ogni età, anche dentro ai dischi, se te guardi, come che te hanno anche a te, una evoluzione, dopo da un certo punto in poi, c'è il filone, diciamo, del dialetto più che altro, quindi altre robe che mi offendrio ma perché se aveva esaurito però adesso sì, c'è un altro periodo insomma quindi sì. Boh, dai, sì. Risposto qua, se non trapanare adesso. Comunque, adesso una domanda fatale. La domanda fatale Questa che a un certo punto vi si sciolti cattare noi Sì. e te si switcha più in matera.
che Svizzera, come l'hai vissuto? Come è andato? Cioè, è stata una roba facile, sia per te che per anche la gente che comunque ti seguiva. Io mi ricordo che essendo grandissimo fan di cantare a noi, c'è stata tanta gente che diceva cosa c'è sta roba, non c'è sta vista tanto bene, come la vedi sta roba qua? No, c'è stato un periodo di sì, transizione, non c'è stato esattamente facile, insomma. Però, siccome la roba già partiva proprio in maniera diversa, no? Cioè, nel senso, nel 2007 saremmo sciolto qui Catalan Noise, no? Quindi, cioè, più che altro, un po' anche coi fioi e tutto, io lì, sinceramente, per vari motivi, insomma, non si sentiva più di andare avanti con queste robe qua, ma il mega aveva detto, in amicizia e in sincerità, che se mi volevo anche andare avanti, mantenere il nome e tutto, Gavaria potevo farlo, insomma, non si Gavaria incassato comunque. Scusa, ma quindi tutti vuoi a sciogliersi oppure già eri su una parte? Come c'era? No, praticamente. Cioè, se può dire... Sì, sì, no, cioè, là c'era un periodo critico nella vita delle persone perché ci addentravamo verso il 30° anno d'età. certo. E ora i 30 anni porto, no, c'è sempre un'età, per quanto che adesso magari i tempi siano a cambiare, però è sempre un'età un po' dove che ti si porta a fare il primo bilancio della tua vita, insomma, e a scegliere definitivamente quello che ti vuoi fare e quello che non ti vuoi fare, perché cioè ti imposti un attimo quello che sarà, quello che ti va a Sì, chi che si fa la fare. famiglia, chi che magari ha un lavoro più stabile, insomma, Esatto, quindi ti si manca pesato. cioè fondamentalmente in quel periodo là la questione si poneva più tra me e Albizzo perché gli altri fioi, il Pelle gli era già che non era più in formazione. Pizzo che era il bassista comunque che aveva sempre avuto un altro lavoro eccetera, c'era una famiglia Albizzo che si giocavamo e quindi avevamo due idee diverse per i nostri futuri che sta però appunto Albizzo mi ha detto guarda che cioè, mica altre robe adesso da cui occuparmi, insomma, ti se te vuoi andare avanti queste robe qua, Quindi eri te al bicio che tiravi avanti la baracca e comunque... ma non è il discorso di tirare avanti a baracca, sì, che mio e io che avevamo tirato anche a lungo avanti con i studi all'università, eccetera, erano, cioè, erano gli unici due che in quel momento si occupava di quello. Sì, 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 sì. E che cioè, a un certo punto appunto uno se fa i suoi conti se va le sue robe valuta quello che vuol fare ecco in quel periodo storico e ora quindi però io mi ho detto guarda che se ti devo andare avanti con altra sete eccetera cioè, non ho problemi nel senso perché comunque il rapporto di amicizia vabbè, chiaramente seguiamo un attimo lontana ma non è che si aveva rotto anche quello e là invece mi ho deciso di fare una roba diversa cioè con altro nome con altro questo che avevo su un filo del tempo per comunicarlo anche perché all'inizio pur essendo diversa comunque anche nel spettacolo che c'è stata una dissolvenza incrociata nel senso che queste robe a cui già ero particolarmente affezionato all'epoca anche perché avevo curare sì avevo sempre curare insieme ma magari mi ero dedicato in maniera un po' più con più passione come che può essere la rubrica dell'agricoltore agricolo o robe del Bisime e Basime o alcune canzoni dove che avevamo scritte assieme come per esempio Tatiana o anche a Messo Cagadosso o robe insomma robe a cui già ero più affezionato o per scrittura o perché mi piaceva cantarle o che ho deciso di tenerle anche nel spettacolo di Rumatera Certo. inizialmente che tu capivo quindi questo sì, crea anche a livello di spettacolo una sorta di Sì.
dissolvenza incrociata in cui con tutto che c'era cambiare persone, con tutto che c'era cambiare il nome, con tutto che il 90% del spettacolo già diverso perché c'era altre canzoni eccetera, però comunque che c'era anche queste rimanenze, inevitabilmente la prima roba che viene fatta c'è un confronto, te lo capito? Sì, perché magari la gente dice, pensava, ma così ti devo fare come mai sto cambiamento, non si Te lo sta, capito? se come tutte le robe che te C'è cambi. un periodo di cambiamento e appunto se ga in corto tutti che c'era una roba diversa perché effettivamente cioè, c'era cambiare il genere musicale, c'era cambiare chi che scriveva le canzoni, c'era cambiare la gente, c'era cambiare tutto. L'unica roba che cioè, c'era un mica già resta Sì, come però presenza. anche a Rocky Joe c'era comunque che c'era la segretaria Però sì, nostra. Rocky Joe sì, ma era andata via da formazione di Catalan Noise ancora Ah, ok. tempo prima, Però per parecchio tempo dopo assurdo... Basa Mercurio sono andato eh, via io. Ah, Quindi ok. dal 2002, Ah, ok, ok. Non so cosa quindi sta era lì. già 5 anni, insomma. E quindi sì, già inevitabile, insomma, gli avevo messo un fiato in conto anche a sta roba qua. Però non si sta proprio una passeggiata, ecco. Però insomma dai, non passare a quella. Sì, che poi non so, secondo me, per carità, a me i concerti che non sono avevo mai visti perché c'era massa boccia, però penso che alla fine che Roma Terra te che hai fatto di più di che Catara Noise, comunque un fià a volta, te che superano. E ora il discorso dei Rumatera si sta già dall'inizio si sta affrontando con una maturità diversa. Mhm. Quindi, cioè, quando che dopo che mi ho cominciato a guardare intorno per tirare su la banda e, e ora già inizialmente c'era una roba concepita per convivere con i Catalan Noise. Mm. Cioè, i Rumatera nella prima idea e anche la prima volta che ho parlato di sta roba con Giorgio Sciucca e anche con Rocky Joe, eccetera, già era più che altro un gruppo concepito già rimunì dalla stessa voglia, diciamo, di andare via, di andare fuori. Dal Veneto addirittura. Sì, sì, di fare delle esperienze diverse, più esplorative, chiamiamole. Però cantando in Veneto addirittura già Eh no, subito. infatti noi era le prime canzoni, già era state concepite per essere cantate in Veneto, c'è stato un switch che abbiamo fatto dopo. Perché la vita che è in italiano quindi all'inizio. No, il primo disco che già sta anche a pubblicare anche sul digitale, dopo Tu sei di campagna? esatto, che si ancora, quello dove che dosi di campagna che si ancora, ma il primo disco seria sta My Crew e già era, le canzoni già erano in inglese Ah, pensati. e già era c'era tutte canzoni che avevamo già scritto perché quando che ti scrivi tu, cioè non so che ti stava a guardare e che non avevamo mai pubblicato né me neanche a Giorgio Sciucca neanche a Joe, Rocky Joe e avevamo e il desiderio che ne ha accomunato, cioè quando che sono andato a parlare con Iori eccetera era proprio quello di girare di strutturarsi in modo da andare a vedere di suonare fuori ma anche proprio anche fuori dall'Italia. Quindi però mantenendo in inglese, quindi però. O anche in E Veneto. canzoni che avevamo, e c'era canzone che avevamo scritto negli anni con dei testi in inglese che non aveva mai trovato, non era mai stato a registrare. Quindi quando dopo che abbiamo fatto, perché sta roba qua, avevo già cominciato a parlare con Iori prima che si sciogliesse i Catalan Noise, Ah, capivo come. Dopo, sta roba che i Catalan Noise si è sciolto, si arriva così, cioè non è sta una roba che era sta una programmata. fatalità praticamente. Esatto. E ora con lo scioglimento dei Catalan Noise si è creato
un vuoto abbastanza importante anche proprio nella vita stessa mia, cioè se sono... Sì. E quindi le canzoni avevamo già pronte tutto quanto e che mo registrare anche con il dialetto che mo ricomincia a suonare intorno qua, capito? Però Ok. l'idea era sempre quella, tra virgolette, espansionistica, nel senso di andare a vedere, di farsi delle esperienze fuori. Per questo dico che è nato con una maturità diversa è il progetto. Quindi, diciamo, a livello professionale, chiamiamolo, si sta fatto di più, sì, nel senso che le robe si sta impostate sì dall'inizio con una certa visione. E insomma, sì, quando hai fatto questo passaggio qua, insomma, Sì, no, Roma Terra si partì già con un'altra impostazione, insomma, e che c'è sta sì, appunto una dissolvenza incrociata tra le due band che c'è sta un periodo un po' di confusione, soprattutto per chi che veniva a ascoltarne, insomma, giustamente anche. E dopo, vedo che avrò ancora. quei che non che piaceva a fine spettacolo nuovo non si è più tornai, cioè sì che se persone, però nel frattempo le canzoni dei Rumatera che aveva girato le aveva ascoltate altra gente che ci sta come Un ricambio un ricambio generazionale. generazionale e dopo c'è stato tutto consolidato quando che dal 2015 dal Mai Paura Dei in poi che si abbiamo riunito con i Catalan Noise, abbiamo anche fatto un album nuovo nel 2018, Sì. che c'è quello dove c'è uno mille fire, Infatti, quello dire. Là, e due band che avevano modo di convivere nel stesso sì, è vero. territorio e persone che avevano nostalgia dei Catalan Noise e che potessero tornare a vedere dei concerti dei Catalan Noise, quei che non li conoscevano, non li avevano mai visti, se venivano a vederli, eccetera. Insomma, che roba laga proprio sì, ho proprio detto guarda che ho messo sotto gli occhi di tutti che se due gruppi insomma differenti con delle affinità in qualche maniera anzi sì, come parenti ecco Sì. però Comunque sì. si tornava nel 2019, a fine che hai fatto il disco, no, forse un po' prima avevi suonato, però comunque No, era che a abbiamo fasi... fatto, no, era del 2015 abbiamo fatto con i Catalan Noise, Mai Paura Day, che questa è stata proprio la prima reunion da quando che ci avevamo. A dove avevi fatto? Sì, Ah, là era un massello di gente là, eh un sì, questa è stata proprio la massello. prima reunion da quando che ci avevamo sciolto. E dopo, dal 2016, che è stato l'anno dopo, abbiamo fatto il reunion tour, quindi che abbiamo fatto dove che abbiamo suonato anche alla discoteca Odissega. Sì. Madonna, che serata pazzesca. Va bene. E insomma, abbiamo fatto anche all'Home Festival, insomma, è stato un anno particolarmente intenso. E dopo nel 2018 abbiamo fatto il disco nuovo e ora dopo che abbiamo fatto altri pochi dei giri, insomma, negli anni successivi con il disco nuovo che è infatti e non era più Reunion Tour, cioè era già comunque appunto con un album Sì, nuovo. si riuscì a rifare la band perché insomma vi erano un sistemai a livello lavorativo, Sì, insomma... dopo un fiat di anni capì, ognuno si aveva fatto a sua strada come che andava fatta su quegli anni là e dopo ecco restava solo il piacere del suonare insieme, quindi Sì, certo. Ok. Ma da quando sei che te hai capito che sto qua poteva diventare un lavoro che l'hai preso più seriamente? Da quando è che ti hai fatto sto switch, insomma? Proprio negli ultimi anni dei Catalan Noise, prima del primo scioglimento, diciamo, dal 2006 e così, perché appunto anche là, sì, che l'età famosa che si avvicina sui 30 e c'è da fare, anche a me, di vedere Cosa fare nella vita, quel che insomma? sia sta... E siccome negli anni dove ho raccolto un attimo dei dati in giro, eccetera, delle idee, mi sega, come si dice, mi sega sgaruia in testa un piano d'azione che poteva avere un senso, che poteva avere un senso anche in senso lavorativo.
e ora appunto in che anni, dopo che avevo tirato abbastanza lunga con l'università, ho finito l'università e ho aperto a ditta di edizioni musicali, per cui dopo ho fatto l'etichetta eccetera, e anche con la band che poi sì, inizialmente appunto i miei piani già era sulla band che avevo all'epoca, che era i Catara Noise, invece si sta trasportare su Rumatera, anche per quello che ti dicevo prima, che si sta comunque un progetto musicale, un gruppo che si sta approcciando con una consapevolezza diversa, con una progettualità diversa. E ecco, che già le basi che mi aveva fatto pensare che lavorando che sopra un fiade anni si poteva fare, ecco, e alla fine si sta fatto. Però ti sta coraggioso da una parte, nel senso, quanti sei che aveva pensato di fare una roba del genere a quel tempo là con un progetto simile? Te ne conoscevi già altre in realtà? Cioè, no, avevo avuto vari consigli da vari amici, tra cui anche i fiori delle merendine atomiche, per esempio, che aveva fatto un tour negli Stati Uniti. Insomma, che c'era gente che già di lavorare con la musica, però ecco, non, sì, non col genere, cioè, non con questi dati che ti hai detto te adesso, effettivamente. Esatto. Quindi ti hai fatto un all-in del tipo, boh, che provo ma che avaga, cosa faccio? Ecco, ho fatto, sì, cioè, ho detto, prima di mettermi a fare un'altra roba, proviamo a vedere se siamo buoni a fare quello che abbiamo sempre fatto e che ne sia sempre venuto bene, tutto Ok, qua. Cioè, da portarlo a livelli che ne permetta di farne una professione. ok. Quindi praticamente ti avevi come una entrata dai serate, dai live, una entrata dall'etichetta discografica, giusto? Eh no, beh, ora sì, bisogna fare, appunto, io all'epoca avevo fatto un conto di tutte le voci di entrata, come ti dico Fortino, esatto. Eh, Quelli che sarebbero state spese, investimenti da fare preventivamente, perché bisogna registrare un disco, bisogna insomma, che sia promozione, che sia, insomma, che sia vari aspetti, però sì, bisogna messo a calcolarli seriamente, ecco, con degli obiettivi per capire per poter andare avanti, di riuscire campare. a impostarlo proprio come una professione seria, insomma, normale. Adesso ti dà ancora l'etichetta comunque. Ora, amico, sono ancora editore musicale, sì. Una volta ti L'etichetta, avevi gruppi, ti avevi tanti gruppi una volta, dopo tanti mi sa che ti ha prodotto gli abusivi, mi ricordo, sì, il Gottardo Project, te ne avevi tanti, però sì, che a sì. volte c'è che ha fatto poco, diciamo, confronto a voi altri. Vabbè, Iga ha vissuto un periodo aureo ci sta dei bei anni che facevamo tanto, cioè si suonava parecchio in giro con tutti quanti, facevamo delle belle manifestazioni, che c'era anche all'On Festival che avevamo sempre il palco nostro, Sì, abbiamo messo in piedi dei format interessanti che ancora adesso andiamo avanti a fare, che tipo a Pasqua Moesta, robe del sì. genere. Il problema esiste, che non era gruppi dell'etichetta, cioè i gruppi che mo tira dentro l'etichetta, esiste in attività, insomma abbiamo fatto delle belle robe. Ho capito, sì, 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 Dopo, sì. cioè, per un motivo o quest'altro, pian pianino. Eh, Però sì, a dita di edizione con ancora, e anche collaborare negli anni con altri artisti, insomma. certo. Non ti hai mai avuto paura male di finire idee, di stufarti, che ne so, boh, anche a livello proprio musicale, anche qui una matera, anche a livello dei dischi, eccetera, di non avere idee, di fare canzoni, perché magari ti rischi un po' di ripeterti, no, quegli argomenti, ad esempio, no? Ti sono venuta questa idea. Questo è vero, ma non ho mai pensato più di tanto, a dire la verità, Forse anche bisogna dire che comunque ho visto di Matera e più che andavi avanti, più faceva il grosso forse musica, cioè avevi come due stili diversi, se sente quel che ti aveva fatto tipo Sculaccia e Aranciata, cioè certe, comunque no, Aranciata aveva fatto più giovanino, però te vedi proprio anche Trivero, Alcolica, tutte quelle là, te vedi che è stato, come dire, a Tomà e quelle grosse sei più un attimo più
non so, un altro sound, no? Come dire. E Ah, che no, c'era certo. molta più roba del Gosso secondo me ultimamente. Beh, no, beh, Giorgio scrive tanto, Sì. cioè, no, io che proprio, è un bravissimo autore tra l'altro, cioè, e ha sempre tanta ispirazione, anche, proprio io ti vedi che è proprio nato per scrivere musica, non so come dite, Sì, cioè sì, sì, sì. io, e che riesce anche molto bene. E, sì, ti dico più robe da ispirazione, diciamo, come che giustamente Sì, te l'hanno sì, notato. sì, sì. Anche a se periodi, però sì, te hai ragione. Giorgio ha una scrittura più costante e questo dopo sì, Sì, ma anche porta nei dischi sempre. ultimi, sì. Mm, mm. Te chiedi ultimo e due o tre robe su Matera. La curiosità che mare boh, era una mia immaginazione, ma ti ricordi il video di Semi Matera? Sì, Un fia può essere, già era un fia scimmiottà dei video che facevo mi, o magari era una me, perché già era molto simile, già era lo stesso tipo di ripresa, no? Può essere, te lo non so, e ricordo. ora quello là abbiamo fatto in emergenza Eh, perché già era il periodo di Tosi di campagna, la trasmissione su Telecità. sì, sì, un po' di sì, sì. E ora ne serviva un contenuto come adesso, tipo da. E non avevamo niente, ho detto vabbè, facciamo il video di Semilu Matera come se fossimo una boy band. Sì, Infatti sì, dopo sì, 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 sì. c'è tanta gente che si è convinta che la canzone si chiama Semilu Matera Boy Band. Vabbè, Ah, ok. comunque perché sono YouTube, vogliamo caricare Sì, così. sì, sì. E là c'era venuto Francesco, suo fratello di Giorgio, Sì? fare le riprese sull'Arzaron e ci avevo messo a fare dei deficienti, ma è tutto il periodo perché ne serviva un contenuto da mettere su in trasmissione, cioè non era studiato come un videoclip. Infatti già nei 4 Può, terzi c'era... sì, sì, esatto, abbiamo fatto, può darsi perché gli altri abbiamo sempre seguito alla grandissima tutta la Sì, produzione sì, sì, c'era molto e simile, già sì. all'epoca può darsi che in qualche maniera non Perché hai escludo che ne ispirato? abbia condizionato, però sì, non ho ricordi che mi ho detto facciamo un video stile botte, questo non mi ricordo, però siccome che li guardavamo tutti, Sì, cioè, sì, sì, sì. inevitabilmente in qualche maniera sì, è Certo, facile che siamo certo. stati condizionati. Un'altra canzone che è una delle mie preferite di Ruma Terra che non te, magari non ti immagini, ma è Azzeccatori. Azzeccatori, È bellissima perché ha un sound proprio bello, quasi elettronico, però quattro voci proprio da cattare a noise. Ma è tutte le storie che te condimadano che siano storie insomma vere, insomma no, di queste organizzazioni degli eventi, quella vuoi raccontarcela qualche aneddoto delle No, là, serate? ecco, nello Parto da casa, uno specifico, duro come un palo. è stata ispirata alla figura di Matteo Moro, è il dottore Luci, Ah, ok. che un grandissimo Matteo, che ne ha seguito per un fiat di anni, dopo è attaccato a lavorare con artisti molto più grossi, giustamente perché se meritava la carriera che ha fatto e che si ancora Dio fare, se Dio lavorare adesso in Serie A, ma perché sei proprio bravissimo. E all'epoca invece era Dio lavorare con gli altri. E ora, cioè, condividendo con you del tempo, si veniva fuori che che il testo è A, e si veniva fuori proprio dai robe di Matteo, a dire la verità, e anche al modo di cantare, così che imito io come che parla. Ah, ok, ok. Esatto. Lo capito. E ora, però nel frattempo, sì, nel da modo di trattare determinati argomenti uffia scomodi che però tratto sì da Sì, storie sì, sì, vere, Mario, che c'è Mario. spesso problemi del corrente o era come io uso un patito degli azzegatori perché se sarebbe gli azzegatori che luci che illumina il pubblico. Ok. E io che piace, ma anche agli altri ne piace perché quando che li pisa, cioè te vedi Il proprio la pubblico, gente sì. di solito è più scuro, no? E ora con gli azzegatori, ora questi problemi di corrente non puoi attaccare gli azzegatori, se no salta, Ah, salta tutto. pensate, sì, 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 bellissimo, bellissimo. E ora, sì, sì, e io che avevo sta roba che diceva, ma sta massa in te culo.
grande. Troppo sparagnare sky, non la luce neanche a in Sardonei, Esatto, del genere. esatto, sì. Pensati. Buon dai, chiudiamo un attimo qua e concludendo un attimo il percorso fino a qua, diciamo. Sì. Che se robe di cui te penti, te avresti fatto diversamente o occasioni mancate, non lo so, tutto sto percorso qua. Sempre riguardo a musica te dici, no? Ma tutto, beh, anche per esempio, magari anche a livello proprio lavorativo, magari ti vuoi fare, beh, non penso, ti vuoi fare qualcos'altro di diverso, più stabile, più tranquillo, boh. Ma ti dico sinceramente, non ho episodi di questo tipo qua, cioè, che da pensare, cioè, non so magari negli anni che sarà stata qualcosa che mi aveva fatto girare i coglioni, sicuramente, però ecco, da dire robe che appunto dei rimpianti o robe che avrei fatto in maniera diversa o... mm, tutto sommato, per come che si andare robe fin adesso, Sì, ovviamente non abbiamo contato tantissime robe, se no stiamo qua 3 ore, però che tipo roba dell'America, ti hai fatto un masseo di robe comunque, qui Roma Terra soprattutto, sì, sì. un sacco di roba, quindi sì, però in generale ti sei contento di tutto quello che hai fatto, sì, Sì, no, cioè, pentimenti, sì, è roba. chiaro che, cioè, nel senso, se puoi sempre far meglio, cioè, no, però, di come che abbiamo gestito le robe negli anni con quello che avevamo, sì, insomma, per adesso non ho niente da lamentarmi. E invece dopo, a un certo punto, te che hai scoperto l'Aikido, si dice così, Sì, certo. come Aikido. sei nata sta roba? No, ma guarda, sì, una roba io pratico dal 2004 l'Aikido, quindi Ah, ancora, addirittura. sì, ancora prima di Rumatera, Ah, molto cazzo, prima. forse una roba più recente. No, no. E niente, cioè, appunto il pieno periodo Catalanois, perché già l'anno, 2004 è l'anno che è uscito Spur su una reccia, quindi ero proprio al top. E il Bizzo mi ha detto, puoi provare sta roba quasi, l'arte marziale fa Steven Seagal sui film. Ho detto, vabbè, devo Ah, vedere. Così perché, cioè, già anni un fiore urgenti qui, ecco, quindi se so va. Cioè, se appunto via fuori al bizzo con una roba, fermo, devo vedere, certo, non so. sì, sì. E invece mi ha appassionata subito, cioè proprio a prima lezione che sono andato a vedere, c'è stata una roba che mi ha acciappato immediatamente, con tutto che davvero, cioè a prima lezione, c'è soltanto se ti stai in piedi, nel senso che... e dai, basta, non me l'ho più fermato. Da quando sei che ti hai fatto proprio il switch che ti hai proprio fatto diventare un'attività, penso adesso, no, più o meno. Ma è sempre una roba, fa parte come la musica, è una delle robe che mi appassiona tanto e appunto ultimamente, cioè un po' negli anni mi appassiona sempre di più e che però sì, che c'è più la volontà di condividerlo che Ok. sì, di fare un'attività, nel senso non che c'è grossi calcoli economici da Drio. No, sì che andando avanti nella pratica, dopo tanti anni, cioè fa conto dal 2004, cioè 22 anni, Sì, sì, però sono gli ultimi 2 o 3 anni che ho visto che hai messo a... perché praticamente tipo poter avere un corso da istruttore, bisogna che te abbia minimo fatto il terzo danno. Ho capito. Amico ho fatto il terzo danno nel 2023 Ah, ok, e ho dopo capito. comunque vado avanti a praticarlo da studente, dal mio maestro a Padova, ma mi è venuto voglia ecco, di condividerlo perché è una roba che mi ha sempre servito tanto e mi dà tanto e credo che se le persone puoi conoscerlo e praticarlo e venire a contatto con questa roba qua, è una roba che puoi fare tanto bene. E quindi ecco, mi è venuta voglia di diffonderlo per fare in modo che le persone che può interessare che arriva, ecco, possa arrivare. E quindi ho cominciato questo progetto, ecco, questo corso da istruttore. Ho capito. Quindi adesso, progetti tuoi futuri?
cosa fai, cosa vorrei fare? Te continui con l'aikido? Sì, io Cosa... vabbè, a parte la musica, che è sempre, cioè, finché che ne è, solo che andare avanti, perché è una roba che mi accompagna da sempre e spero che continui a accompagnarmi per tanto tempo, anche perché appunto il clima e la magia dei concerti, della musica dal vivo, della gente che ti incontri, delle situazioni dove che ti trovi in mezzo, roba che è impagabile Certo. e seria davvero, cioè mi spero, ti dico che dura il più possibile perché non so, ancora stufo, anzi. Però Più che... fisicamente ti fa, cioè, anche adesso che purtroppo ho 35 anni, mi vedo da 20 anni che ho una carica e il giorno dopo ero splendido, adesso so Masenà, proprio una serata. Perciò e robe cambia, bisogna sempre essere consapevoli di sta roba qua e anche darsi i propri tempi per recuperare Mm, e in questo senso l'aikido si incastra molto molto bene, anzi è proprio la roba giusta. Ti dico, quindi la musica siamo, e ti ripeto, speriamo che vada avanti il più possibile. Nel futuro sì, mi piacerebbe ampliare la roba dell'aikido, cioè andare avanti col corso, ma anche mm, mettere fuori più materiale divulgativo, nel senso, perché ho ah, visto che sì, è vero. non cioè, uno dei problemi è che non si sa bene di cosa si tratta, te lo capito? Quindi ecco, in maniera di fare della divulgazione, proprio Un, per farla conoscere. un videocorso, qualcosa, sì, sì, è vero. No, poi non so, intanto ecco, qualche videetto ho già prodotto, più che altro contando quello che sia la mia esperienza. Essendo che appunto sia una roba veramente a portata di tutti, non che sia gare, non che sia competizione, è una roba che uno fa solo che per se stesso e ti dà modo di veramente di entrare in contatto con l'atti di te, della tua persona, insomma, che si bello conoscere, perché insomma fa parte della nostra vita, quindi ecco, quello. E dall'altro lato, invece, quello appunto delle edizioni, delle etichette e tutto, adesso sono già partito con un programma un po' diverso, che è delle consulenze private, per artisti, gruppi, eccetera, in cui metto a disposizione tutte insomma, le robe che ho imparato in più di 30 anni Certo. dei giri. Però anche adesso, se cambiamo, secondo te, come la musica, come fare i concerti, le serate, anche che se l'intelligenza artificiale con la musica ti fa delle robe assurde. Sì, no? E ti dico no? E anche, per dirti, anche a trovare serate e posti, ti fa molta più fatica adesso di una volta, secondo me. E ora che c'è delle robe che si cambiare, giustamente, e che c'è delle robe però che si restare sempre uguali che da essere assolutamente. Cioè, quello che adesso manca, vedo, soprattutto per quanto riguarda i gruppi musicali, artisti, eccetera, c'è un'organizzazione interna che qui ha da essere comunque e qui cioè nel senso puoi cambiare i tempi, puoi cambiare i linguaggi, puoi cambiare tutto quanto, ma eh, quello che le robe che bisogna fare e come farle, quello è una roba che è una costante. Sì, In più, cioè, c'è anche della confusione a livello di identità, tante volte, che questo è un argomento lunghetto da trattare, però anche di identità artistica, tante volte non sa bene da che parte girarsi. E quello è una costante. Per quanto riguarda le nuove robe, se tutto cambia in continuazione, anche con i social e con tutto quanto. Nel caso dell'intelligenza artificiale, come tutte le robe, cioè, è un mezzo, dipende l'uso che se ne fa. Boh, anche un corteo, cioè, se ti adoperi
per far da mangiare è un conto, se tu compri, se lo per comprare anche tu è un altro, non sei il corteo di sé che è una brutta roba, c'è sempre l'uso. Certo, ho capito. Boh, finalmente che siamo, che abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutto. Grande botte. Avete qualcos'altro da dire o chiudiamo qua? Ma diria che sono contento di essere stato qua con te. Ma per me è un onore, anche una soddisfazione, soprattutto finalmente ho capito sulle sgaruio. Oh là, te vedi che puoi imparare robe nuove. Ecco. E Oh, dai, te sai che la stima è molto reciproca, nel senso certo. che... Se volete provare Aikido, andate a fare una prova, no, giusto? Sì, madonna, sì. Siete super benvenuti. Scrivi un messaggino in privato prima su Instagram, però che sì, ci mettiamo d'accordo. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi. Voglia d'India.